Ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Una buonasera e ben ritrovati in diretta per seguire la chiusura dei mercati europei dominati da un segno negativo un po' su tutte le piazze. Partiamo con Piazza Affari che paga uno scotto del 0,6%, poi passiamo alla borsa francese, meno 0,79%, la peggiore in questo fine settimana si rivela essere la Borsa di Madrid con un meno 1,11%. Anche Francoforte ha un leggero passivo dello 0,06%, Borsa del Regno Unito allo 0,66%, sempre in ribasso, chiude l'Eurostoxx con un 0,19% in segno negativo. E questi erano gli andamenti dei mercati europei a fine giornata. Da parte mia un ringraziamento e al prossimo aggiornamento alla fine dei mercati lunedì. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato